nelle file virginali. Brutto calcio fino a questo momento, esce Cerone che non ce la fa. Vediamo ora questa soluzione. Cerone non una grande partita, sembrava meglio nel primo tempo, poi si è spento nella ripresa. Sì, Cerone tutto quello che ha fatto di buono l'ha fatto indubbiamente nei primi 20 minuti, mezz'ora, poi è progressivamente scomparso dal campo. Adesso ha anche chiesto il cambio ed è una chance per Colonetti che quasi mai quest'anno, quando l'abbiamo visto all'Opera in quelle poche occasioni, ricordiamo tra tutte la gara del Brianteo di Monza in cui i biancorossi uscirono vincenti per 1-0 con quel palo clamoroso, quasi un doppio palo colpito proprio da Mario Colonetti che giocava a supporto di Del Sante. Quasi mai, dicevo, Colonetti ha tradito le attese di Mister Frutti. Punizione in favore del Mantova con Girelli che rimette su questa palla nella zona di Del Sante, spizzica per Franchi prova il dribbling, ancora Franchi, l'apertura laterale per Spinale prova il cross, la palla è dentro, Franchi, niente da fare, pallone out abbastanza palesemente, poi alla fine recupera un bel pallone il Mantova in questo momento con Bersi. Mantova che ora prova a distendersi, la palla è per Colonetti che ha cercato ora di vincere un contrasto, ancora Colonetti prova a lottare sul limite dell'out sinistro ma alla fine perde il palla un giocatore del Milazzo a terra, ma riconquista la pallone i biancorossi con Festa. Mantova ora gioca, la palla è per Spinale, non si ferma il Mantova, infatti si rialza il giocatore del Milazzo regolarmente, la palla ora per Mambrin ora cerca la collaborazione di un compagno, prova il dribbling in Mambrin, la palla è ora per Galassi che poi apre nella zona di Colonetti, ancora questo cross troppo sul portiere di esperimento, peccato. Giampaolo. Sì, tra l'altro abbiamo visto una lezione di fair play, io lo definirei così, ma anche di esperienza da parte di Spinale che ha invitato a distanza il giocatore del Milazzo a rialzarsi praticamente semplicemente proseguendo l'azione, e questo è il modo giusto per farlo perché certe manfrine non possono essere tollerate nel calcio e possono essere annullate soltanto proseguendo l'azione. Quando c'è davvero un infortunio sarà l'arbitro a intervenire a sua discrezione. Del Sante mette giù il pallone, Del Sante prova e guadagna un calcio d'angolo, vediamo se succede qualcosa. Questa partita molto difficile per i biancorossi, sembrava molto più semplice una volta iniziata la gara, invece poi tutto è andato complicandosi. E ora è Galassi, deve mettere il pallone sul corner, vediamo Galassi è l'incaricato di questo calcio d'angolo. Pallone dentro, la palla in profondità è lì, rigore, non si capisce, calcio di rigore, Bursi fa sì con la testa, ma vediamo se è calcio di rigore. Non lo so, io non l'ho visto, è ammonizione per D'Amico, rigore, l'arbitro è stato abbastanza sicuro. Mantova che quindi ha la possibilità di battere dal dischetto in una brutta partita, è il caso di dirlo, dei biancorossi del secondo tempo. Rigore, Bersi, non abbiamo bene capito, comunque il fallo è stato commesso su Franchi, se non sbaglio, all'interno dell'area di rigore, stava per girarsi forse per concludere, è stato messo a terra, ma comunque la nostra Moviolona domani andrà a vedere meglio oppure questo episodio. Calcio di rigore in favore del Mantova, Bersi contro Tesoniero, siamo proprio al 38esimo minuto del secondo tempo, attenzione tiro, rete del Mantova, gol del Mantova passa in vantaggio al 38esimo minuto del secondo tempo in questa soffertissima partita dei biancorossi. Calcio di rigore assegnato dal signor Baldicchi di Città di Castello, sembrava quasi, adesso andiamo un po' sul discorso rugbyistico, una meta tecnica possiamo dire, una meta via fuori di pressare forse, chissà, ma comunque vedremo meglio gli sviluppi di questo finale e ora il Mantova dovrà
difendere questo pallone. Fallo di mano evidente ora dei giocatori del Milazzo. Bersi è andato ancora in gol, caso di dirlo. Questo calcio di rigore realizzato da Bersi. Mamma mia veramente siamo rimasti anche noi un po' sorpresi, Giampaolo. Io sono rimasto senza parole, poi magari le immagini dimostreranno che è rigore tutta la vita, ma quando vedo cose di questo genere, indipendentemente dalla mia fede biancorossa che è incrollabile, dico che non valeva la pena prendersela per il rigore di Venezia, che era tutta la vita rigore in favore del Venezia. Festa rinvia, pallone in profondità, la palla è ora recuperata dal Mantova con questo rilancio profondo. Poi Galassi mette per esperimento, anzi Colonetti ora prova sul limite dell'out sinistro anche Colonetti, bene Colonetti all'interno dell'area di rigore, il tiro però centrale non sfruttato dai giocatori del Milazzo. Ora va in pressione anche Mambrin, ormai è quasi finita la partita. Mantova molta sofferenza oggi a questo match che sta per concludersi. 1-0 in favore del Mantova, il rinvio di Festa, la palla in profondità, il pallone recuperato ha ricacciato in avanti nella zona di Del Sante, pallone che esce, rimessa ancora con le mani in favore del Milazzo. Ormai la partita dovrebbe essere terminata, vediamo se è così, ed è finita. Mantova porta a casa 3 punti, ma mamma mia, una brutta partita, soprattutto nel secondo tempo, più logica nel primo, dove il Mantova ha creato tante occasioni con più ordine, poi ansia e tensione. Mantova che comunque rimane lì e si porta al derby con 2 vittorie filate. Questo è importante, Giampaolo. È importante, gli ultimi riferimenti dicono che il Castiglione dovrebbe essere ancora sullo 0-0 a Rimini, quindi Castiglione che dovrebbe perdere la vetta del torneo in favore del Savona, ma il Mantova resta lì a -1 dai playoff ed è un grande derby quello che si approccia domenica prossima al Lusetti, e speriamo che le 2 squadre siano all'altezza. Noi cercheremo da parte nostra di offrirvi il miglior servizio possibile. Quello che possiamo dire della prestazione del Mantova di oggi è che anche con un pizzico di fortuna è venuto a capo di una gara difficile, e questo Milazzo credo che darà del filo da torcere a molte squadre. Magari non raggiungerà la salvezza, ma qualche punto alle rivali per i playoff senza dubbio lo porterà a casa. E con l'esultanza dei biancorossi sotto la curva Te, vediamo quindi appuntamento domani sera a Piazza Pallone, e poi settimana del derby, sarà davvero interessante. Tutto dal Martelli.